Presiede la quarta sessione Padre Alessio Radanichiotis. La relatrice è Clara Biondi, già docente universitaria di storia medievale, paleografia latina presso l'Università di Catania. Si è occupata di decine di pubblicazioni di varie tematiche riguardanti il Medioevo siciliano. Ha collaborato con il redattore di diverse riviste specialistiche riguardanti il Medioevo occidentale ed ha partecipato come consulente scientifico, relatore e borsista ai vari convegni nazionali ed internazionali. È socia da oltre un ventennio della Società Storia Patria per la Sicilia orientale, presso cui ha collaborato in varie forme alla redazione dell'archivio storico della Sicilia orientale. Buon lavoro. Perdonatemi se ringrazio come ieri anche oggi l'architetto Filippo Imbesi e tutti gli organizzatori. Li ringrazio per un duplice motivo. Innanzitutto perché mi hanno pensato e invitato, ma anche perché mi fanno sentire ancora giovane, quando uno è pensionato non è più da usare questi termini di gioventù, allora mi fanno sentire ancora un poco viva. Il titolo che ho dato è un po' generico perché in quel momento non avevo altra soluzione, ve lo leggo subito perché manco me lo sto ricordando più. San Marco d'Alunzi e Troina nel 300, testimonianze testamentarie sul Valdemone. In effetti non terrò soltanto presente i testamenti, questa è una cosa in apertura prima che comincio a leggere, perché ho tenuto presente esattamente oltre 50 documenti studiati da parte mia più di 25 anni fa, insomma, però letti per altri versi. In questa occasione darò altre notizie. Quindi in premessa mi piace ricordare che la scelta di studiare il tabulario di San Nicolò l'Arena di Catania risale all'anno accademico 1979-80, a seguito del trasferimento della Facoltà di Lettere e Filosofia nel monumentale complesso dei Benedettini. Allora, scusate l'interruzione. Occorreva verificare, dicevano Giuseppe Giarrizzo ed Enzo Scipione, attraverso la documentazione conservata nell'antica biblioteca monastica, come si era potuto costituire un così ingente patrimonio da giustificare tale edificio, ritenute allora, per quel che si sapeva, per grandezza, al secondo posto in Europa. Ricostruito nel corso del Settecento, dopo il terribile terremoto del 1693, il monastero risorse come una fenice sulle sue stesse macerie, laddove era stato inaugurato il 9 febbraio del 1578, in occasione del definitivo insediamento della comunità monastica nell'area della collina di Montevergine. Di qui la necessità di sondare le vicende dalla fondazione avvenute in epoca normanna in territorio etneo fino alla prima metà del Cinquecento. Né posso fare a meno di menzionare il compianto professore Salvatore Tramontana, che mi ha suggerito nel corso degli anni '80 di studiare la documentazione inedita riguardante Troina per preparare una relazione invitandomi a partecipare ad un importante convegno da svolgersi in quel vetustissimo, tra virgolette, centro dei Nebrodi. E per avere questo titolo Troina ha spostato un bel po' di soldi nel Cinquecento, perché ogni denominazione non nasce dal niente. Quindi, come dicevo, questo vetustissimo centro dei Nebrodi, per celebrare la ricorrenza del 9° centenario della fondazione del primo vescovato siciliano, dopo la cesura saracena. Viene subito da pensare che in quegli stessi anni Alberto Tenenti, nel motivare le ragioni per cui valeva la pena riproporre in Italia nel 1981 taluni contributi presentati a un convegno parigino di più vasta portata europea, svoltosi nel 1974 sul tema della famiglia, scriveva che nel tardo Medioevo nelle città italiane e in quelle polacche
Per esempio, nella struttura familiare di nobili o borghesi, scusate, ogni tanto mi scappa il termine latino così come lo trovo nei documenti, e quindi dicevo che nella struttura familiare di nobili o borghesi accadeva spesso che la madre, rimasta vedova, impersonava il ruolo di capo della casa. Lei ci riesce a sbloccare? Sia nella gestione patrimoniale, in specie in presenza di figli minori, sia nella direzione degli affari già avviati dal marito, come nell'esercizio della mercatura. Tutto questo mi è capitato di verificare in un testamento inedito, in quel momento, rogato nel 1323 a San Marco d'Alunzio, e in un negozio giuridico successorio. Dico un negozio giuridico successorio perché si tratta di una divisione di beni ereditari, del 27 febbraio 1331 a Troina, ovvero si è avuta la possibilità di restituire la memoria storica di talune famiglie rimaste in ombra e completamente sconosciuti, quindi o di personaggi totalmente sconosciuti. Sotto questo profilo soccorrevano in mio aiuto ancora un testamento rogato a Troina, nonché le 46 pergamene ad esso collegate, grazie anche ad una specifica indicazione tratta dalle note tergali apposte sulle dette pergamene, prima ancora di leggere l'intero contenuto degli atti. Oltre ad un sintetico rigesto, in ciascun documento infatti era scritto, è scritto tuttora, Dictus Philippus reliquit sua monasterio, ex actis Goffredi de Bonaroba, 20 Augusti 1375, ovvero il testamento del nobile Miles Dominus Filippo de Samona giustificava pure il lascito da parte del personaggio in oggetto, il quale rogava una ingente parte del suo notevole patrimonio, contribuendo, e nel testamento si legge erede universale, però c'è scritto eccettuati i legati, e andiamo a vedere poi i legati in che misura fossero in quel momento. Però il monastero è detto erede universale, poi c'è l'erede speciale, quindi questo è un momento importante sia per il monastero, perché si vede che in quegli anni già la notorietà doveva essere forte, a prescindere di qualcuno di Troina che si era monacato in quella sede, noi non lo sappiamo, ma certamente se questo tizio assai facoltoso lo denomina erede universale ci sarà pure una ragione. E quindi, dicevo, contribuendo ad incrementare le ricchezze economiche dei monaci e tennei anche a Troina e nel suo territorio. Di qui è stato possibile delineare taluni aspetti, su cui rinvio il volumetto, socio-economici e culturali fino ad allora sconosciuti, di un territorio del Valdemone dotato di specifiche peculiarità nella Sicilia del Trecento. E questa è un'originalità particolare che noi, grazie alla constatazione, dice questa suddivisione Valdemone, Val di Mazzara, Val di Noto, è solo una suddivisione, come dire, amministrativa e giuridicamente solo a fini fiscali? Assolutamente no. Io insisto e ci penso da anni che ogni singola parte dell'isola ha delle sue specifiche peculiarità. Ecco da qui da che cosa nasce, un po' suggerite dal territorio, un po' anche per le vicende politiche che si sono realizzate nel corso dei secoli in queste tre zone della Sicilia. Quindi dicevo, di cui è stato possibile delineare taluni aspetti socio-economici e culturali fino ad allora sconosciuti di un territorio del Valdemone dotato di specifiche peculiarità nella Sicilia del Trecento. Siffatte indagini, fondate soprattutto sul recupero dei dati emersi dalle fonti notarili, già edite o da editare, conducevano dunque alla storia locale.
a partire dagli insediamenti, sia dei maggiori, centri abitati, sia dei minori, definiti altrove quasi città. In questo caso penso a un bellissimo articolo di Chittolini, stiamo parlando dell'area del nord, ma non ha importanza, e perfino dei minimi, come i cosiddetti casali, che tutti conosciamo. In questa sede si è pensato, sulla base dei citati documenti, di proporre brevi, minime riflessioni sul sistema onomastico, un settore di ricerca già da lungo tempo patrimonio dei linguisti, e sono orgogliosa di avere qui accanto il professore Trovato, e da oltre un ventennio anche degli storici, sebbene l'esiguità dei dati non consenta di stilare statistiche esaustive, mentre altri miei colleghi, mi riferisco alla compianta Elina Ruoro, mi riferisco alla Gangemi, mi riferisco a Iris Miralzita, hanno prodotto dei saggi con 1000-1500 nomi. Io purtroppo dalla documentazione ne ho ricavato poco più per gli uomini, lo dirò dopo, e diciamo un numero troppo esiguo per stilare statistiche, solo delle riflessioni su quello che mi suggerisce l'onomastica. Tra la fine del secolo XI e i primi decenni del successivo, secondo le variazioni in Italia e in Francia e più tardi pure in Sicilia, i singoli rami familiari di ceto elevato cercarono di acquisire un cognome, accompagnato talvolta da uno stemma o un gonfalone, in quanto vi erano notevoli difficoltà nella identificazione dei diversi individui dovute alla ricorrente omonimia. Era necessario infatti che al consolidato nome unico o di battesimo, che dir si voglia, in quel contesto gli unici dati riferibili come il nostro stato civile era il battesimo, non avevamo altra traccia. Poi del catasto si cominciano a conservare dal 400 a Firenze, insomma vari esempi, ma in Sicilia assolutamente nulla si è conservato di quel periodo. Si unisce, quindi era necessario infatti che al consolidato nome unico di battesimo si unisse una designazione complementare, ovvero un cognome, per dirla alla moderna, la cui formazione appariva alquanto complessa e articolata, sia per le donne sia per gli uomini: il patronimico, il toponimo di provenienza, l'esercizio di un mestiere o di una specifica attività professionale, nonché una caratteristica fisica o morale dell'individuo da riconoscere, costituivano gli elementi utili da sfruttare. Non escludo che in questa statistica che io mi sono creata sia l'unica. Anzi, se il professore Trovato le viene un'idea di dirmi no, guarda che un nome può venire anche da questo, io ho elencato quello che mi emerge dai miei documenti, quello che io ho rintracciato attraverso i documenti. Si rammenta che la documentazione presa in esame si colloca tra il 1295 e il 1375, quindi nemmeno un secolo. E peraltro devo dire che quello del 1295 è redatto a Catania, però i protagonisti e tutto quello che accade in quell'atto è di Troina. Non scendo nei dettagli di quell'atto, ma mi è servito perché il primo atto è recato a Troina 20 anni dopo, ma mi è servito come rintracciare alcuni toponimi che poi mi trovo 20 anni dopo, 30 anni dopo in quell'elenco. Quindi purtroppo è una pergamena pervenuta in pessimo stato di conservazione, buchi, non ne parliamo. Però è stato un punto di riferimento almeno di anticipare da 20 anni questi dati. Allora l'ho inserita pure, ma era fatta a Catania, non era a Troina, ma i personaggi, uno che agisce di Troina, ho pensato bene di utilizzarlo perché tutto il contenuto riguarda Troina, non c'è nulla che non riguarda Troina. E quindi ed è prodotta prevalentemente a Troina, tranne taluni atti che pur redatti in altre sedi. Per esempio ho raccontato questa cosa di Catania perché San Fratello è normale, Nicosia è normale, come dire, sono luoghi limitrofi, Randazzo è normale, ma quello fatto a Catania dici ma come mai? Riguardano in qualche misura questo centro nevralgico dell'intero Valdemone, centro
affermatosi nel momento in cui si avviava il processo di sottrazione del territorio siciliano dal dominio levantino per restituirlo, come noto, dopo quasi 2 secoli di islamizzazione, a secondo delle varie zone dell'isola, all'Occidente medievale e al cristianesimo romano ad opera dei Normanni. Io prego a questo punto, soltanto se Salvatore manda avanti quelle 3 cose già inventariate, mi soffermo 2 minuti, poi continuo il discorso, perché ho avuto questo privilegio e regalo di avere trovato fra le mie carte 3 cartine che risalgono a 25 anni fa, che aveva compilato il professore Breschi in occasione di un convegno in cui parlavamo, io prima, lui dopo, e che per una strana vicenda, quando hanno fatto il convegno 8 anni dopo sulle stesse tematiche, non so perché, sono sfuggite alla pubblicazione. Le ho fatto una mail, ho detto a Risa, se sei d'accordo, penso di farne uso e proiettarla a tuo nome. E lui mi disse, ullala, non ne ho nemmeno una copia. Dico, te la mando, se tu mi dai lo sta bene, soltanto una piccola cosa, mi ha detto là lo devi cancellare, ma tanto manco si legge, perciò non c'è problema manco di questo. Lui ci teneva che io facessi ridigitare, come si dice, con caratteri italiani, digitati, secondo l'alfabeto, e io ho detto no, preferisco proiettare così come è nato 25 anni fa questo schizzo tuo, perché mi piace, perché io amo i manoscritti. E nella prima cartina non ce la fate, ma perché non fate? Che è successo? Ci stanno provando davvero. Allora facciamo una cosa, siccome era un'interruzione nel momento in cui stavo citando il Valdemoro, perché queste cartine partono dal momento normanno fino al 300, li discuto alla fine, non fa niente, continuo il mio discorso. Era un inciso in questo punto perché mi pareva la cosa giusta come collegarlo. Io non sto parlando del territorio, però mi pare corretto che in questo punto che parlo del centro del Valdemoro, inserirlo. Avrebbe chiarito anche alcuni passaggi del discorso che vado facendo. Vabbè, gli imprevisti del mestiere. Nel più antico documento preso in esame, peraltro già citato di una certa Costanza, dichiara al notaio di essere vedova di Giovanni de Berardo, senza fare alcun riferimento alla sua famiglia di origine. Anche se da un passo del medesimo testamento, in cui dispone di erogare somme di denaro ai preti di Naso, è ipotizzabile che questa sia la sua terra di provenienza, ma non è l'unico indizio che mi ha fatto pensare Naso, a parte tutti i sacerdoti di Naso. Il legato perché vengono ad onorare il suo cadavere, è chiaro, se tu vuoi essere onorato oltre del posto dove vivi, è chiaro che per me è normalissimo che sia questa mia ipotesi credibile. Poi agli spettatori credere o non credere, non l'avrei proposto se non ero più che convinta. È ipotizzabile che questa sia la sua terra, tra virgolette, di provenienza. E non mi soffermo a spiegare perché, che cos'è la terra in quel momento storico, sarebbe un discorso troppo lungo. Il patronimico, assunto dal marito a cognome, suggerisce che egli faccia parte dell'ambiente dei burgesi rurali, come sono stati definiti, imparentati con membri di famiglie inserite nella pubblica amministrazione cittadina, la cosiddetta mastra, come rivela l'omonimia col notaio estensore dell'A, Francesco de Berardo. È fantastico anche quest'altro passaggio, perché non solamente ha il suo nome di origine, non sto a spiegare, però il professore è più bravo di me a spiegarlo, ma è ovvio che potrebbe derivare da un protonotaro, ricordo che in quel contesto, in quel momento storico a Troina ci sono dei preti sposati come si dice, di rito greco, ma certamente l'attestazione figlio di prete con la posizione dopo è certa, non è una fantasia. L'uxorato in quel momento esiste dappertutto in Sicilia, ma l'attestazione per Troina ce l'ho attraverso questi atti. E quindi dicevo, quanto a Nicolai Barberi,
che mostra pure la designazione della famiglia di origine. Un altro caso è rappresentato da Isolda, che appare tutrice dei figli minori, per procedere alla divisione dei beni aviti su richiesta del figlio maggiore. Giacomina e Rosa vengono indicate come figli del personaggio che domina tutta la documentazione, e torna questo famoso Filippo de Samona. Parimenti sua moglie Rosa viene definita nobilis domina consors. Ecco, anche su questo, nel dire miles, nel dire dominus, nel dire questi appellativi, non sono soltanto un titolo che si sono conquistati, ma diventano parte integrante del nome. Da una certa data, attraverso quella denominazione, attraverso quella titolatura, quel riconoscimento. Quando diciamo miles in Sicilia, lo sappiamo tutti, dice il cavalleerato, il primo grado della cosa, però diventa un cognome. L'abbiamo attestato ancora oggi, Militi, come si dice? La mia collega si chiama Militi a Messina. Militi o Militi? Sì, ma penso che deriva da questo. Sicuramente, esaurite le considerazioni riguardanti le donne, sarò ormai brevissima. Esaurite le considerazioni riguardanti le donne, talune forme onomastiche, andiamo a vedere alcune forme onomastiche maschili. Nel testamento del sire Guglielmo San Marco, dettato al notaio a Catania, e siamo nel 1363, emerge l'idea della formazione di un diverso cognome rispetto al suo nucleo familiare. Guglielmo, infatti, si cognomina col toponimo del suo luogo d'origine, San Marco, non de Berardo come il padre e neppure di Giovanni, adottando il patronimico. Quindi, diciamo, né il nonno né il padre ritornano nel suo nome. Perché? Ecco la mia spiegazione. Dalle parole del notaio, allorché scrive che Guglielmo è abitato terre traine, si deduce di un suo trasferimento da San Marco a Troina. Ipotesi assai credibile se pensiamo che alla morte di sua madre Costanza, Guglielmo, assieme al fratello venuto, cito, ancora minorenni e rimasti orfani, cito perché l'avevo scritto io stesso, cito me stesso, si erano trasferiti nella città dei Nebrodi, a casa di sua sorella maggiore Fiore, sposata al più volte citato Filippo de Samona. Mi sono anche stancato di citarlo ancora. Quel che conta rilevare è che Guglielmo a Troina ha assunto il cognome dal luogo di residenza dove la sua famiglia di origine si era imposta, o meglio affermata, e dove probabilmente egli era anche nato. Guglielmo non si designa, come ho detto prima, né col nome del padre né col nome del nonno, perché sia l'uno sia l'altro erano minori, erano già morti quando egli era ancora minorenni, e nella memoria collettiva il loro ricordo attraverso lo sfoggio di un cognome a Troina non esisteva. Magari qualche volta, visto che c'era questo legame di parentela, c'erano state, ma non avevano rappresentato nulla. E quindi lo sfoggio di un cognome da dare un'identità al figlio. A Troina, infatti, egli era noto, sai, semplicemente come Guglielmo de Sancto Marco, ovvero era stato il luogo della sua famiglia di origine a permettergli di uscire dall'anonimato. Sull'assunzione del cognome dal luogo di provenienza da parte di talune persone, altre testimonianze si ricavano dal più volte ricordato testamento di sua madre Costanza. Infatti Costanza dichiara al notaio Francesco de Berardo le cospicue somme, ma solo per una parte quelle che cito, di cui è creditrice. Fra l'altro 4 onze, 12 tarì dal magister Teodoro de Logni e 28 tarì da Nicolao de Pilagino, se non sbaglio la donna Pilaino, non so se è pubblicato giù, se l'accento è giusto, Pilaino, per la quale somma aveva avuto impegno
una bella pezza di terra. Non sono cifre grossissime. I nomi appena citati allora costituivano in quel momento due casali, e penso che tutti noi sono stranote queste cose, del Valdemone, non lontano quindi questi centri abitati, anche minimi, anche minuscoli, non erano lontano da San Marco. Oltre a questi insediamenti più vicini si ritrovano forme onomastiche mutuate da località più distanti, come un Guglielmo di Gangi o un Giacomo di Calabria, o addirittura un Oddoni di Lentini e un Giovanni di Ragusa. Talvolta il toponimo d'origine segue ad una designazione complementare, dando vita di nuovo a forme più complesse di antroponimia, come nel caso di Nicola Bruscia de Alcara, o Alcara, in cui il secondo elemento indica il pungitopo, la bruscia. Se il professore poi mi corregge, qualche chiarimento di nome, di significato, ho detto che ho scelto per bruscia che significa pungitopo, mi sono fatta forza da quello che dice Caracausi. Certamente una pianta assai diffusa nella zona. Ancora un Gregorio Diomodeo de Traina, quindi Diomodeo de Traina, un Jacopino de Cantono de Messana, un Jacopino de Cannarizzato. Sul Cannarizzato non è facile individuarlo perché la forma così non l'ho trovato, de Iraclia, che poi sarebbe Eraclea. Ah no, Iraclia e Geraci. E come faccio a saperlo? Nel documento latino qualcuno me lo deve spiegare. Ma che linguisti siete? E io ero felice. O è l'uno o è l'altro. Allora diciamo, siccome nei documenti latini io non sto attento dove cade l'accento, se qualcuno mi sa suggerire, diciamo che o di Geraci o di Eraclea. Grazie, è una precisazione che sono contenta di parlare vicino a lui. Sulle forme onomastiche ecclesiastiche, ora dopo ormai ho finito, ho concluso questo pezzettino e quindi poi 2 minuti li commento. Sulle forme onomastiche ecclesiastiche da notare la presenza negli atti rogati tra gli anni 20 e gli anni 50 di oltre 40 religiosi, i quali firmano pressoché tutti in lettere greche. Anche se talvolta il notaio appunta nel margine della pergamena il loro nome in latino, sono tipiche le attestazioni del nome unico. Anche se talvolta il notaio appunta nel margine della pergamena il loro nome in latino, sono tipiche le attestazioni del nome unico con la designazione professionale o ruolo gerarchico, monaco, presbitero, arciprete o archimandrita. Il nome unico, senza alcuna designazione, ricorre esclusivamente per gli schiavi attestati in quest'area come nel resto della Sicilia per tutto il 300 e anche d'oltre. Alcuni studi parlano anche della metà del 400 fino all'inizio del 500. Non pare superfluo osservare che anche attraverso il cognome toponomastico si palesa per il Valdemone la densa mobilità degli uomini e la necessaria circolazione di beni nel periodo di riferimento della documentazione esaminata. Io chiedo scusa, ma non ho stampato un foglio che riguardava qualcosa sugli uomini, non so dove sia finito, mi spariscono le carte, ma non fa niente. Dirò brevemente che la stessa idea che ho proposto cioè la designazione toponomastica, la designazione del nome, del prenome che diventa cognome, è attestata anche per gli uomini e allo stesso modo negli uomini si rileva talvolta una forma più semplice, Jacopino de Cannarizzato, ho fatto l'esempio poco fa, Eraclea, dov'era? Voglio dire, per cui per tutti il 300 è sicuro, come in quest'area, per altre aree che hanno studiato i cari colleghi che ho citato prima, che la definizione del cognome
anche se sembra, come dire, stabile, assodata, ci sono ancora elementi che fanno vedere qualcosa di cambiamento, cioè non è così stabilizzata come in altre aree, invece dice no, ormai è definitivo, è sicuro che quello segna il lignaggio, è sicuro questa realtà. Per questa nostra zona, diciamo minimo sparuto, un esempio che ho potuto portare con i dati a mia disposizione, posso solo dire che ancora ci sono degli elementi che ci fanno apparire una forma complessa, non semplice, nome e cognome. Spesso cosa accade? Che mi trovo il patronimico accompagnato anche dal toponimo, e come dire, come specificare meglio l'identità di quella determinata persona nel momento in cui fa un atto pubblico, e quindi deve essere, perché la nostra fonte è quella, deve essere una documentazione e una dichiarazione davanti al notaio, come spesso dice anche nel testamento, il notaio scrive, lui lo dice, cioè l'unica prova di dire la sua carta d'identità è la dichiarazione che fa l'individuo che si reca davanti al notaio. Certamente una cosa c'è da ricordare, e penso che tutti voi lo sappiate, perché nascono i documenti notarili, lo sappiamo, certamente per testimoniare negozi giuridici di vario tipo, che poi non sapevano minimamente questi poveretti nel momento in cui li stilavano, che ci sarebbero stati degli storici per utilizzarlo in maniera diversa. Ho trovato un bellissimo esempio, e chiudo proprio, me lo sono conservato volutamente per chiudere un discorso assai, come ci sintetico. Lo cito in latino, al di là di qualche errore di accento, chiedo scusa perché qualche cosa la rimuovo. Allora, dopo aver scritto la data, questo è un atto del 1320, rogato a Troina, a proposito dell'esecuzione di un testamento, quello che ho già citato, Tudisca di Arpasio di Nicosia, vedova di Gregorio Domodeo, che devono vendere, gli esecutori testamentari, alcuni beni per eseguire i legati. Non apre l'intero testamento, è soltanto una vendita di alcuni beni. Dopo aver detto la data, gli anni di regno, regnante inter cetera, remedia postu peccatum adeo mortalibus tradita, ut donum optimum scriptura fuit hominibus tradita. Graciosi, Ippissius, nambque, claritatem et seriem, nec mortis corruptio, nec oblivionis error, nec erroris presumptio, delere, valet, sed ita acta praeterita, tanquam presentia, manifestant, lucidius, ut omnis erroris et questionis materia tacet atque gessit. In altre parole, c'è la giustificazione perché bisogna scrivere, così non c'è pericolo, come nel presente anche in futuro, che ci siano motivi di discordia. Mi è sembrato molto bello, perché in questi atti non ho trovato da nessuna parte. Se per caso in qualche atto greco tu l'hai trovato, mi farebbe piacere sapere se in qualche preambolo ti ricordo. Questo tipo di elogio della scrittura a me non è capitato fino ad oggi, e mi è sembrato bello proporlo. Vi ringrazio dell'attenzione. Dopodiché, due parole su queste cartine. Sì, due parole, si vedono bene, due parole su queste cartine. Ti ripeto, me ne sono trovate per puro caso, perché non strappo mai le carte e ci tengo tanto alla memoria storica delle mie carte. In quell'occasione alcuni toponimi, questo qua Casale e Monastero, non so cosa. Allora, comincio da quello che non ne so nulla, perché non è nato a seguito anche dei miei lavori. E questa suoli, la quale stiamo proiettando, ecco, perfetto, suoli alluvionali, suoli bruni acidi e suoli bruni scigliati
Breschi li proponeva per dire la fertilità del luogo e cosa significava, se pascolo, se poteva essere, soprattutto predomina anche il vigneto, e questo era importantissimo. Quello che invece è la cartina 2-1, che cos'è? Non me ne ricordo come sono numerate, la numero 1? Casali e monasteri oppure l'altro? Nei casali e monasteri, se io non so, per questo lo devo guardare. Nei casali e monasteri una cosa è certa, alcuni sono di epoca normanna, per esempio il San Michele, per esempio il Sant'Elia, altri sono più tardi. Quello che è stato interessante è che mentre si pensava a seguito del lungo periodo della guerra del Vespro, già nei primi anni del 300 alcuni casali erano, come dire, disabitati, abbandonati per via delle vicende belliche, attraverso questa documentazione di Troina abbiamo potuto constatare che invece ci sono ancora dei casali abitati. Cito per tutti Carbone, se c'è il cosino lo indico, Cattaino, non lo so, Cattanio, Bolo, ancora qualcuno, San Teodoro, Cesarò, ancora qualche altro, San Filippo, Regalbuto. Da casale poi diventerà terra, quindi il problema è nel 300 già è attestato poi come terra, ma in epoca normanna, quando si suddividono grazie a un atto pubblicato da Laura Sciascia, una pergamena conservata all'archivio della Corona d'Aragona, sappiamo di queste suddivisioni del territorio tra Troina, Regalbuto, insomma c'è un'attestazione più antica in queste toponimi che stiamo vedendo, e per i monasteri la stessa cosa, diciamo, taluni fino alla metà del 300 sono attestate, ma anche oltre. Io non so, il San Michele fino alla fine del 300, sicuramente 3 atti ho pubblicato che riguardano esclusivamente il monastero di San Michele di Troina, ma di questo ne ho parlato anche in un altro convegno, non mi voglio soffermare, mentre l'altra cartina Sollazzi nel significato di luoghi di caccia, di divertimenti. Chi è che stava studiando la caccia? Fantastico. Usi civici, le mandre e i feudi sono segnati esattamente, mi dispiace se non li leggete bene, perché Breschi mi aveva chiesto se per favore io li facevo digitare, e io ho detto, ma trattandosi di un manoscritto di più di 20 anni fa, io ho piacere di proporlo così, e mi ha detto di estendere il saluto a tutti i partecipanti, in particolare a quelli che lo conoscono. Così avrei concluso. In quale parte poi lo inserirò per la pubblicazione ancora non lo so. Pensavo di metterlo in quel punto esatto dove ho citato la vetustissima Civitas o Terra Traine. Grazie dell'attenzione.